Eder, Mek, Pallister. Io veramente sono amareggiato, molto, molto colpito da questo, perché indubbiamente dopo 3 anni scoprire a un certo punto che Liliana ha avuto una colluttazione con qualcuno, non si sa esattamente di cosa stiamo parlando. Tutto questo dovrà essere naturalmente acquisito dalla procura e visualizzato e interpretato quello che la dottoressa Cattaneo depositerà entro il 15 di dicembre. I miei consulenti, il mio avvocato soprattutto, avrà più possibilità di vedere, di capire, come tutti gli altri naturalmente, di quello che potrà essere l'esito di tutte queste cose, cosa emergerà da tutte queste cose qua, se si tratta di un'aggressione, se si tratta di altre cose, non lo sappiamo questo. E comunque resta il fatto che comunque il decesso di Liliana, da quello che è emerso, è per asfissia. Lei è stata prima pestata e poi soppressa e poi tenuta da qualche parte e messa fuori bella mostra quando serviva. Sta venendo a galla, lo puoi scrivere pari pari, tutto quello che io dicevo 2 anni e 10 o 11 mesi fa. Punto. Non ci voleva tanta intelligenza, intanto si vedevano dalle foto 1 anno lontano che lei era stata pestata, non graffiata come è stato detto da qualche buon tempone che avrà sbattuto il viso sugli alberi andando a suicidarsi. Non è una novità perché erano emerse le lesioni alla prima autopsia che erano state segnalate dal dottor Costantinides, interpretate come provocate da una caduta, però per la loro posizione e per le caratteristiche io avevo osservato che a mio parere erano lesioni provocate da terzi, interessavano l'emivolto di un lato, poi c'era anche una lesione a livello dell'orecchio nella regione temporale del lato opposto e una lesione al vertice del capo, sopra la testa. Allora è impossibile che cadendo uno si faccia contestualmente abbia lesioni in questi 3 posti diversi, neanche rotolando. E poi ne sono venute fuori anche le altre, no? Perché con la nuova autopsia abbiamo visto che aveva una frattura a una vertebra, una grossa lesione a un palmo di una mano e anche una lesione allo sterno, nella regione sternale. Quindi insomma tanta roba, per cui sicuramente è stata colpita da qualcuno, perché cadendo non ci si fa tutta questa roba. E quando è stata chiesta l'archiviazione noi ci siamo opposti all'archiviazione. Queste stesse lesioni vengono usate contro Visintin, no? Contro Sebastiano, perché dicono è stata aggredita, quindi è stato lui, adesso la stampa parla di omicidio, questa è la via che ha preso. Mentre noi che difendiamo Sebastiano le abbiamo noi evidenziate, mentre a noi poteva andare benissimo la perizia, la prima di Costantinides, che diceva è suicidio, basta, finito lì, noi eravamo a posto, potevamo non fare nulla. Le condizioni di Claudio Sterpin sono stabili, certo lui non è del migliore degli umori perché vuole uscire, gli avevano tolto il lavaggio vescicale, poi però gliel'hanno dovuto rimettere, quindi ancora non può uscire dall'ospedale, speriamo si rimetta presto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.